Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Ciao ragazzi, oggi vi svelo il segreto per trovare il lavoro dei vostri sogni grazie all'AI. In soli 5 passaggi, avete capito bene? 5 soluzioni semplici, veloci, 0 sbattimenti, 0 crisi esistenziali. I grandi colossi dell'intelligenza artificiale hanno fatto passi da gigante, per cui oggi con l'intelligenza artificiale possiamo fare veramente qualunque cosa. Possiamo progettare un razzo che atterra da solo su Marte o scrivere una canzone d'amore tra 2 frigoriferi e da oggi anche trovare il lavoro dei vostri sogni. Per cui se siete stanchi di scrollare inutilmente su offerte di lavoro e volete trovare il vostro futuro, guardate il video fino in fondo, seguite il canale e lasciate un like. Sigla! Ecco, se c'è una cosa che non sopporto è quanta gioia hanno gli youtuber. Poi di prima mattina una cosa, se c'è un lavoro dei sogni di sicuro non è fare lo youtuber. Ero su YouTube, stavo cercando un video su come aggiornare il mio curriculum e capito su questo video qua. Tizio vestito con la camicia bianca, tazza con scritto CEO of myself, luci da studio dentistico e io già lo odio. È un idiota, cioè, chiaramente. Però resto lì, non cambio video, continuo a guardare. Dimmi questi 5 passaggi. Step 1. Accetta di essere perso, non è un fallimento, è un punto di partenza. Nessuno trova la strada se non ammette di non averne una. Fatto. Step 2. Chiedi aiuto e fallo nel modo più intelligente. Chiedi all'AI. 2 minuti per dire sta cosa che ho già capito dal titolo, andiamo avanti. Step 3. Capisci chi sei. Che cosa ti piace fare? Che cosa ti annoia a morte? L'AI non fa magie, ma con dei dati veri ti restituisce delle direzioni reali. Chiudo il video. L'ultima volta che mi hanno chiesto di capire chi sono ero alle medie. Orientamento, il classico foglio con le domande a crocette. Ti piace lavorare in gruppo? Ti emozioni davanti a un tramonto? E io che rispondevo sempre dipende. No! Dipende non si può dire. Cosa farai fra qualche mese quando dovrai scegliere la scuola? Risponderai dipende? Sì. No! Con il dipende non si prendono decisioni. Con il dipende non si fa una scelta. Dipende non si può dire. E quindi questo è stato il mio orientamento. E si è ridotto a quei 4-5 criteri che conoscevo, dove vanno i miei amici, che non ci sia troppa matematica, che non sia abbastanza distante da casa, perché io faccio fatica la mattina a svegliarmi. E poi la domanda di tutte le domande, senza la quale non avrei potuto intraprendere il mio futuro. Sì, ma in questa scuola c'è il bar? Perché senza bar io non mi muovo. E così scelgo una scuola con il bar. E vado verso il mio futuro. E tra una pizzetta e un cappuccino scelgo la strada dei miei sogni. Facciamo la maturità. Facciamo la maturità. E alla fine adesso non sappiamo che fare. Ci ritroviamo tutti a parlarne, al bar, da soli. Qualcuno pensa che
che sia meglio del classico orientamento, fai quello che ti dicono i tuoi genitori, ma io penso di no. Penso che almeno ora puoi fare, almeno puoi fare una scelta, no? Non ti assumi nemmeno il rischio di fare una scelta. Mi hanno obbligato. Sai com'è? Mio padre fa l'avvocato, per cui avrei tanto voluto fare filosofia io, ti invidio, ma mi è toccato fare il medico. Mi è toccato fare il medico, così è troppo comodo, troppo facile, non ti prendi nemmeno il rischio di fare una decisione, di capire quello che vuoi fare veramente. Provateci voi a stare sul precipizio, tra le aspettative degli altri, che non è vero che non ci sono le aspettative degli altri, e la confusione che hai dentro. E su questo precipizio ti chiedono di fare un passo, una scelta. E così tra un cappuccino e una pizzetta abbiamo fatto la maturità, ma non sappiamo che cosa fare. Siamo una generazione di disorientati, tutti al bar. Ma almeno se fossi l'unico a non sapere che fare sarei molto più contento, invece non lo sa nessuno, ma potrei chiedere. Tu come fai? O copiare, sono il massimo esperto di copiatura, una vita che copia, bigliettino, senza bigliettino, a sussurro, con i gesti, a scomparto nell'astuccio, nel dizionario, nella suola delle scarpe, a cellulare con le cuffiette. Se c'è la verifica di storia so esattamente da chi copiare, ma non c'è nessuno di pronto per questa verifica. Non Alfier, nemmeno Furlan, neanche Rinaldi, che in 5 anni non ha preso un'insufficienza, sa cosa fare. Abbozziamo, sì, per carità, abbozziamo tutti quanti. Ci troviamo a parlarne al bar, ci hanno lasciati soli. E quando sei solo cosa fai? Parli con ChatGPT. Chat, che cosa vuol dire orientamento? Orientamento, l'azione, il fatto, il modo di orientare, cioè di stabilire la posizione rispetto ai punti cardinali. La capacità di riconoscere il luogo in cui ci si trova e la direzione che si sta seguendo. Stabilire la posizione. Riconoscere il luogo in cui ci si trova e la direzione in cui si sta andando. Allora io me lo immagino così l'orientatore, come uno sciamano, un indigeno che quando sei perso nella giungla ti viene incontro, ti aiuta. Guarda le tracce intorno a te, la vegetazione, l'umidità della terra e ti dice dove sei. Dove sono? Chat, mi puoi dire dove sono? No. Non ho modo di sapere dove ti trovi fisicamente o di vedere la tua posizione. Non ho accesso in tempo reale alla tua posizione geografica e ai dati personali. Va bene, chat, ho capito. Mi serve un indigeno, un orientatore. Sai dove trovarlo? Vuoi che ti suggerisca centri per l'impiego, enti di formazione accreditata che offrono colloqui di orientamento nella tua zona? Sì. Prendo un appuntamento. Entro, stanza piccola, una sedia di plastica. Una giovane ragazza mi chiede: che cosa ci fai qui? Non lo so, basta che non mi chiedi che lavoro voglio fare. Non te lo chiederò, dice. Ti chiedo cosa vuoi fare domani mattina. Domani mattina, signora indigena, non lo so, sono disorientato io, non ne ho... Dipende. Dipende, no, dipende, m'è scappato, dipende, non si può dire, l'unica cosa che ho imparato è l'orientamento delle medie. E che faccio? M'è scappato, ormai cosa faccio? Mi preparo, mani giunte, capo chino, a subire la ramanzina. Ma lei niente, non si muove. Guardate, sorride e dice: perfetto, perfetto. Ma come perfetto? Sì, perfetto. Cominciamo da qui. Bene, ringraziamo Nene Lorenzetto, educatore, attore e scrittore teatrale, che ha scritto questo monologo per noi. Siamo servizio orientamento di ENAIP. Io sono Nura Ferraretto. Io sono Luca Zanella. Allora, ci agganciamo a questo bellissimo monologo riflettendo su questo argomento. Possiamo avvicinare il concetto di intelligenza a quello di artificialità? Parto da un paio di numeri, una statistica. Allora, 41,8% sono i ragazzi che utilizzano
l'intelligenza artificiale per cercare conforto. Ma questo numero sale al 42% quando consideriamo ragazzi che utilizzano questo tipo di tecnologia per chiedere consigli su scelte importanti, sentimenti, scuola, lavoro. E il monologo teatrale che abbiamo appena ascoltato è stato un esempio appunto di questa statistica. Questo monologo però si ispira anche ad una storia vera, a una ragazza che ho incontrato quest'estate in dispersione scolastica perché ha abbandonato la scuola prima di terminare il secondo anno di scuola secondaria di secondo grado. Ad un certo punto decide di riprendere in mano la sua vita e di voler prendere il diploma e quindi, non avendo informazioni, non avendo nessuno a cui chiedere, cosa fa? Descrive la situazione a ChatGPT. Le viene consigliato di iscriversi alle scuole serali, di iniziare a frequentare un centro per l'istruzione degli adulti, ottiene una serie di contatti, numeri di telefono di alcuni uffici territoriali e quindi insomma dopo diverse mail e telefonate arriva a noi che stavamo appunto erogando dei colloqui individuali di orientamento presso una delle sedi del CPA. Come funziona un colloquio di orientamento? Diciamo che ci sono alcuni capisaldi, quindi indaghiamo la biografia scolastica, indaghiamo gli interessi, le passioni, le attitudini, facciamo un bilancio delle competenze e indaghiamo anche le idee riguardanti il proprio futuro. Quindi questo diciamo sono alcuni contenuti, ma che cos'è che fa la differenza in questi casi? La differenza è esserci. Quindi sentire, osservare, percepire la persona con cui stiamo parlando e soprattutto in questo caso è quello che ha fatto la differenza, soprattutto anche considerando la modalità in cui questa ragazza è arrivata a noi. Andiamo oltre, come dire, i capisaldi di cui abbiamo parlato prima, perché quello che è emerso in questo colloquio è stata una situazione molto complessa e molto seria, che non è stata appunto risolta dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quando iniziamo a parlare di scuola, questa ragazza si fa più silenziosa e inizia a guardare da un'altra parte e mi accorgo che stava trattenendo il pianto. E quindi da questo momento diciamo si è aperto il vaso di Pandora e sono emersi moltissimi argomenti da prendere in mano insieme. Nel momento in cui si sente accolta si lascia andare e piange tanto e racconta la sua storia, quindi un percorso scolastico molto tortuoso e complesso, una situazione familiare difficile, emerge insomma anche una tematica riguardo i documenti, quindi insomma capite che insomma si è andato anche oltre il mero orientamento scolastico, ma una cosa importante che mi porta l'attenzione è la solitudine. Questa ragazza non ha amici e non ha nemmeno riferimenti significativi a cui chiedere un consiglio, un aiuto, un supporto, un'informazione. Solitudine. Voglio soffermarmi su questa parola e ricordiamoci le statistiche che abbiamo visto all'inizio. Questa ragazza mi racconta che lei chiede consiglio a ChatGPT per moltissime cose, lo usa tantissime volte al giorno per più questioni più o meno personali e lei comunque insomma appunto è arrivata a noi proprio utilizzando questo strumento. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto ridefinire le priorità perché il diploma che lei pensava essere un punto di partenza in realtà si è rivelato essere un punto di arrivo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ipotizzato insieme un percorso, delle tappe intermedie per poi arrivare al grande traguardo finale che è questo, insomma, che è il diploma. Ma come dire, la parte fondamentale non è stata questa, a mio avviso, ma più che altro la presa in carico dei vissuti emotivi e la vita di questa ragazza che ha necessità insomma di mettere un po' di ordine. Quindi questo è un caso emblematico del tipo di interventi che proponiamo noi, che sono interventi su misura, basati sull'esperienza che ci porta la persona che noi incontriamo.
Quindi per riprendere in mano la propria vita non basta un percorso già tracciato, serve il coraggio di agire, di prendere l'iniziativa, essere consapevoli delle proprie capacità e credere in essa. La ragazza che ho incontrato era una ragazza veramente brillante, aveva un talento in ambito artistico che era incredibile, ma lei non se ne rendeva conto e ragionandoci insieme ha capito che questa poteva essere, come dire, una chiave di lettura per riprendere in mano il suo futuro. Quindi ancora di più diventa fondamentale avere delle figure di riferimento che accompagnano, che supportano, a cui chiedere aiuto, che ci indicano anche un po' a volte, sì, una direzione, che ci prendono per mano. Ed è qui che entra in gioco il professionista dei dipende. Ne abbiamo parlato anche prima, durante il monologo teatrale, perché alcuni aspetti possono essere portati alla consapevolezza solamente grazie al dialogo con un professionista che è in grado di saper cogliere elementi salienti, delle frasi che accendono argomenti da indagare, saper interpretare, sguardi, gesti, modi di raccontare. Ma non è possibile delegare questi aspetti ad una macchina, perché la sensibilità è un aspetto prettamente umano, individuale e non si può imitare. Risolvere è un'altra parola chiave riguardante questo tema. Può veramente uno strumento di analisi statistica risolvere una questione di carattere emotivo-relazionale? In merito a questo lascio la parola al mio collega Luca. Grazie Nora. E come team di orientamento e servizio di orientamento di ENAIP Veneto ci chiediamo se effettivamente il concetto di intelligenza possa essere effettivamente affiancato al termine artificiale. Ad oggi infatti l'intelligenza artificiale cosa fa? Fa calcoli, statistiche, analizza e crea partner, fa correlazioni e ci dà una quantità infinita di informazioni e ci permette un accesso molto rapido a molte informazioni. Ma manca tutta la parte di significazione umana che può essere data solamente dall'intelligenza umana. Intelligenza umana fatta di emozioni, di intuizioni, di vissuto, di saper cogliere i significati, il non detto, le difficoltà, le espressioni facciali, silenzi e sfumature e dubbi. I dubbi e le domande che ognuno di noi, ogni ragazzo che incontriamo, ogni genitore, ogni insegnante manifesta e ha nel suo lavoro quotidiano e nella sua relazione con l'altro, con l'essere umano. Quindi il servizio di orientamento, a differenza di altri competitor che sappiamo appunto che stanno investendo moltissimo sull'intelligenza artificiale anche come metodo orientativo con diverse figure digitali e di intelligenza artificiale, lascia e stiamo lasciando ancora al centro l'essere umano e la relazione umana come prima fonte di orientamento e di supporto alla persona. Perché solo attraverso la relazione e mettendo l'essere umano al centro ci può essere un dialogo, un accompagnamento, una comprensione e anche una comprensione degli spazi necessari affinché un'altra persona possa crescere, apprendere, manifestare i suoi dubbi e le sue perplessità. Mettendo la persona al centro, quindi come ha esposto Nene nel suo testo, indubbiamente emergono e prendono valore e significato i dipende. Tutte quelle situazioni borderline che una macchina o ad oggi comunque l'intelligenza artificiale fa fatica a cogliere o per coglierli ha bisogno di molte domande ma che comunque non riescono ad arrivare al sodo. Mancano i cosa ti piace che riusciamo ancora a percepire attraverso appunto la relazione. Riusciamo a mantenere un percorso di accompagnamento e un stare accanto alle persone, quindi una relazione, e soprattutto riusciamo a valutare e a supportare l'individuo nella valutazione degli ostacoli. Gli ostacoli infatti non sono ostacoli di per sé, diventano ostacoli nel momento in cui è l'individuo, la persona che li percepisce come tali.
diventano ostacoli nel momento in cui gli significhiamo noi con la nostra esperienza, con il nostro vissuto, con la nostra realtà e li percepiamo come tali. Quindi scopo e obiettivo anche dell'orientatore, scopo e obiettivo dell'orientatore è aiutare l'individuo, l'insegnante a interpretare gli ostacoli non più come bloccanti, ma come opportunità, come delle sfide che la vita ci mette davanti e che ci dà l'opportunità di varare altre strade, nuovi percorsi. Come servizio di orientamento di ENAIP, mettendo al centro la persona, svolgiamo molte azioni individuali, uno a uno, soprattutto di mentoring e di coaching. Il mentoring mettiamo il focus su contenuti, conoscenze tecniche e suggerimenti pratici. È un percorso che è lungo nel tempo, accompagna una persona da dei primi colloqui e insieme ad essa vede dei passaggi, degli step e delle azioni che possono essere fatte nella vita pratica di tutti i giorni del ragazzo. Mentre nel coaching, che è una relazione un po' più asimmetrica, si vuole invece relazionarsi e dare informazioni tecniche e pratiche poi sulle scelte possibili. E il ruolo dell'IA, come effettivamente ha riportato Nura, i ragazzi d'oggi, ma anche i professori, i genitori, si affidano molto all'IA e noi non la demonizziamo, ma crediamo che questo accesso rapido alle informazioni, le simulazioni di carriera proposte da molte aziende, ma anche le simulazioni di attività pratiche, abbiamo visto le simulazioni sulla saldatura, le simulazioni di attività proprio tecniche e pratiche, vadano supportate da un esperto, da una persona fisica che possa darti un feedback, che possa supportarti anche nell'uso e nella navigazione di questi nuovi strumenti. Nel paradosso che poi abbiamo del tempo, dell'uso e della fruizione di questi strumenti digitali. Molte volte, quante di voi è capitato magari di cercare un video su YouTube per un suggerimento, per costruire una cosa, per capire come aggirare un problema. E quante volte poi l'abbiamo velocizzato per due, l'abbiamo saltato dei pezzi perché volevamo arrivare prima al dunque, alla soluzione, ma per arrivare da un punto A a un punto B è necessario veramente aumentare sempre la velocità, cercare sempre di fare prima, di arrivare prima al risultato e alla soluzione? Per noi la risposta ovviamente è no, perché la competenza richiede pratica, la relazione richiede ascolto e la comprensione richiede presenza. Quindi non basta andare solamente da un punto A a un punto B, c'è bisogno di tutti i processi utili e indispensabili all'apprendimento, alla progressione e al miglioramento di sé, a dare spazio ai dipende e alla storia personale di ogni individuo, perché non siamo tutti uguali e una macchina purtroppo ancora, o per fortuna, non può darci delle soluzioni univoche valide per tutti i nostri dipende e per tutte le nostre storie. Quindi il nostro compito come orientatore e come area di orientamento è di restituire senso al vissuto delle persone, agli sbagli, agli errori, ma anche alle cose positive, ai successi, dare valore, accompagnare nelle scelte e mostrare le possibili direzioni possibili, non solo quelle univoche mostrate dall'intelligenza artificiale o quelle univoche che noi come adulti di riferimento e comunità educante a volte diamo come possibili strade facili o soluzioni possibili con ampio margine di successo. E quindi il grande punto in cui siamo arrivati con Nura e con Nene è che questo grande spazio, questo 42% di ragazzi che si affida all'intelligenza artificiale per ricevere risposte, domande sull'orientamento e sulle scelte, è un vuoto che è stato riempito dall'assenza della comunità educante, dei genitori, di tutti noi che in questa vita frenetica e veloce, che vogliamo arrivare velocemente da un punto A a un punto B, abbiamo lasciato vuoto nei nostri ragazzi e che quei loro ragazzi si riprendono con delle risposte facili e veloci che possono essere appunto date dall'IA o dal digitale. Grazie.
Vi voglio raccontare una storia. C'è un uomo anziano, uno di quelli che hanno le mani consumate dal lavoro. Vive in una casa piccola, una sola stanza, monolocale si direbbe. Lì c'è il letto, lì il tavolo, una finestrella per guardare sul cortile. Trovare casa al giorno d'oggi in città non è cosa semplice. Vive solo. La pensione per molti è una grande solitudine, specie per chi come lui non ha figli. Un giorno, per non sentire il rumore del silenzio, per non pensarci, prende un pezzo di legno. Ha sempre intagliato fin da ragazzo. Prende morsa, scalpello, sgorbie e prende a scavare nel legno. Aia! Aia! Aia, così mi fai male! È il legno a parlare. L'uomo riprende il lavoro. Tra le proteste e le grida del pezzo di legno scava, scalpella, quello urla e si dimena e appena fatte le gambe quel coso si libera dalla morsa, scappa fuori dalla porta, è già fuori quando Geppetto lo rincorre, inciampa, lo prende e poi finisce più in fretta che può quel burattino di legno che chiamerà Pinocchio. Conosciamo tutti la storia di Pinocchio, no? Almeno la cosa del naso, le bugie. Ma la storia di Pinocchio non è solo una storia che parla di bugie, è una storia che parla dell'errore. Per esempio, Geppetto, buon padre, gli dà in mano l'abbecedario. Si è venduto la giacca per mandare a scuola quel disgraziato. Geppetto sa di che cosa ha bisogno Pinocchio per crescere. E lo manda a scuola, attenzione, lo manda. Non come certi genitori di oggi che accompagnano il tatone a scuola fino a 19 anni. I ragazzi, i bambini già da piccoli hanno bisogno di camminare con le loro gambe, metaforicamente e fisicamente, ma su questo poi ci torniamo dopo. Pinocchio esce di casa con l'abbecedario sotto braccio e a scuola non ci arriverà mai. Perché? Perché lungo la strada sente una musica, un organetto, una voce che grida «Spettacolo! Spettacolo! Venite gente a vedere lo spettacolo dei burattini!» Un teatro di burattini. Oggi si direbbe uno di quei bar in cui la mattina si brucia, si marina, si fa sega. Ora, alza la mano chi non ha mai, sinceramente, chi non ha mai bruciato una mattina a scuola. Ipocriti, non vi crede nessuno, non vi crede nessuno. Va bene, dai, tutti gli altri possono immaginare allora perché Pinocchio lascia la strada tracciata dal padre. Prende una nuova direzione. Qualcuno direbbe fa un terribile errore. Il primo di una lunga serie. Eccoli là, ad aspettarli fuori dal bar. Il gatto, ecco la volpe. Due che sono bravissimi a dirti come sbagliare meglio. Prendi il denaro, lo pianti nel campo e lì crescerà un albero del denaro. È una truffa, sì, ma è anche una storia bellissima e Pinocchio alle storie ci crede. E fa quello che farebbe un qualunque ragazzo davanti a promesse di successo facile. Ci crede, ci prova. Scava una buca, ci mette dentro tutto quello che ha, rischia tutto. Va male, va malissimo. Chi si ricorda cosa succede a Pinocchio a questo punto? Ve lo ricordate cosa succede a Pinocchio? No? Pinocchio finisce impiccato a un albero. Ci sono errori che fanno male, male davvero. E badate bene, se a questo punto della storia non c'è qualcuno che crede in te, che da quell'albero ti tira giù, tu su quell'albero ci resti. Perché hai provato a seguire un sogno, una bella storia, perché ti sei fidato delle persone sbagliate. Pinocchio continua a camminare e a errare rovinosamente. Il paese dei balocchi, Lucignolo, il web, i social, i videogiochi.
Nessuna regola, nessun limite, nessuna responsabilità, ci andremmo tutti quanti molto volentieri. Anzi, ci andiamo tutti quanti un po' ogni giorno, perché l'idea di restare bambini per sempre ha un fascino senza tempo. E badate bene, non è solo una cosa dei ragazzi, no. Guardate cosa fanno molti adulti che di crescere non hanno nessuna intenzione, infatti si ritrovano delle volte con delle orecchie d'asino a subire le conseguenze di scelte facili, di scorciatoie, di strade sbagliate. Fino a questo punto, se ci fermassimo qua, potremmo dire che è un disastro. Questo qui ha sbagliato tutte le scelte importanti, perché l'errore a noi a scuola ci hanno insegnato a vederlo così. Compito in classe, penna rossa, crocette sbagliate, ti sottolineo quello che non va. Nessuno che ti faccia vedere quanta strada hai fatto da dove sei partito. A casa non deludermi. A scuola attenzione che ti bocciamo. Sul lavoro qui non c'è spazio per gli errori. Frasi dilanianti dette con una leggerezza disarmante. Qui non c'è posto per gli errori, significa non c'è posto per cambiare, per crescere. Errare in latino significa sbagliare, ma significa anche vagare, camminare, andare in giro. Ecco, i nostri antenati ci danno un grande avvertimento. Occhio, attenzione, che se hai il coraggio di metterti in cammino, di fidarti, di rischiare tutto, sta sicuro che qualcosa la sbagli. E infatti Pinocchio continua a camminare e a sbagliare. Finisce in mare, divorato dal pesce cane. È lì, dentro al suo errore, nel ventre delle sue scelte sbagliate. E lì, nel punto più basso, sente una voce. Pinocchio! Pinocchio! È Geppetto. Geppetto, quello dell'abbecedario, quello della strada dritta. Geppetto a cui aveva disobbedito, che aveva abbandonato. Eppure è lì. E a quel punto succede una cosa piccola, ma decisiva. Pinocchio inizia a pensare a come uscire da lì loro due. Fino a poco prima i verbi erano tutti al singolare: io che sbaglio, io che mi fido di chi non dovrei fidarmi, io che penso solo a divertirmi. Adesso c'è un noi. E allora la storia cambia. C'è un ragazzo di legno che impara a usare la testa non per evitare gli errori, ma per attraversarli. Si mettono in cammino insieme. Prima escono dal pescecane, poi in mare, sulla terra. È faticoso, è scomodo, non c'è nessuna scorciatoia, non ci sono gatti né volpi, niente paese dei balocchi, solo strada. Si mette a lavorare, a fare il facchino, fatica, suda e mentre tira le corde, piano piano inizia a misurare la sua forza. E le cose cambiano. La casa si sistema, la tavola si apparecchia, Geppetto ha un nuovo cappotto. Pinocchio torna a scuola. Adesso sa perché. Sa che andare a scuola non è riempirsi la testa di risposte giuste, ma imparare a farsi le domande che servono. Le gambe di Pinocchio, dopo tanta strada e tanti sbagli, si fanno di carne e lui diventa un bambino vero. È cresciuto, è cambiato grazie ai suoi errori. Ora, ci sono errori che fanno male, che ti fanno perdere qualcosa, fanno male, punto. Ma ci sono altri errori che ti portano in un luogo della mappa che non avevi previsto. Un nuovo lavoro, un teatro invece che una scuola, un incontro inaspettato. Pinocchio non diventa umano quando smette di sbagliare, diventa umano quando smette di scappare dai suoi errori, quando ci rientra, ci mette le mani dentro, li riconosce e prova a capire che cosa può tirarne fuori. Un lavoro, una relazione, una casa. Allora è vero che nel verbo errare
c'è un avvertimento. Occhio che se ti metti in cammino sbaglierai. Ma allo stesso tempo contiene anche un'opportunità. Se sbagli strada, se sbagli ti si aprono nuove strade. Allora a questo punto la cosa migliore che possiamo augurarci non è quella di non sbagliare nel scegliere una scuola, un percorso universitario, un lavoro, ma è augurarci di avere il coraggio di mettersi in cammino. Come direbbero i latini, il coraggio di errare. Grazie. Grazie Nene. E prima che andate via, voi giovani, che vi ho qua e vi becco, a voi è mai capitato di qualcuno che accettasse o che il vostro sbaglio, il vostro errore, qualche strada sbagliata, genitori o insegnanti? O valutano solo l'errore? Domanda difficile, prova a rifarla, non siete obbligati. Allora, noi siamo un servizio di orientamento di ENAIP, come avete visto qua fuori la scritta che immagino conosciate come scuola professionale, e noi di solito parliamo con i ragazzi, ecco, quindi siamo contenti di avervi qua, non voglio mettere il mio razzo, non vi passo il microfono, ve lo giuro. E abbiamo fatto un percorso appunto sul lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi per noi è anche più facile parlare con voi. E appunto adesso stavamo con la storia di Pinocchio che proviamo un po' a riportare a terra, stavamo parlando appunto del ruolo dell'errore. E noi siamo dalla vostra parte, non siamo dalla parte dei professori, ve lo dico già. E abbiamo visto appunto il paese dei balocchi e le tentazioni, no? Tutto quello che i vostri genitori e gli insegnanti vedono come delle scorciatoie facili, no? Noi vediamo tanti ragazzi che ci dicono vorrei fare lo youtuber, perché magari si fanno tanti soldi facendo poco lavoro, anche se sapete meglio di me che non è vero. E ci vogliono dare delle strade preimpostate che hanno fatto loro, no? Quindi vai a fare questo, vai a studiare questo perché è una strada, vai a fare il medico perché vai un bel lavoro, un bel salario, studia perché sennò, e tutte queste affermazioni qua. Invece Pinocchio, la storia di Pinocchio ci mostra come questa serie di sbagli lo porta passo per passo a diventare vero e trovare la sua strada, perché prova, cresce, cade, corregge la strada, cambia, risbaglia, cose che di solito i professori, no? Appena sbaglio una cosa o provo a fare un collegamento in più, mi dicono non hai studiato, magari invece stiamo semplicemente collegando una materia che abbiamo fatto con un'altra, no? E invece noi appunto come servizio cerchiamo di dire bene, proviamo a valorizzare gli errori, ok? A vedere cosa c'è anche dietro l'errore. E quindi consideriamo importantissimo il contesto, che Pinocchio ha la fortuna di avere un contesto familiare, quindi il papà Geppetto, il falegname, che lo ha desiderato, lo ha amato, ed è la premessa poi per il riscatto finale, no? Per riuscire poi a seguire la sua strada ed arrivare al suo obiettivo, e quindi l'accoglie nonostante gli errori. Il genitore, come possono essere anche poi gli insegnanti, eccetera, a volte hanno quasi, si sentono in dovere di darvi forma alle gambe, no? Geppetto dà forma alle gambe del suo burattino, e così poi magari i professori e i genitori vogliono che voi prendiate delle strade, no? Vi danno delle indicazioni, quindi provate a fare questo, prova a fare questo, guarda che se vai di là sbagli, ma nessuno può sostituirvi nel percorso. La strada che farete, gli errori, gli sbagli, la farete voi, nonostante i vostri genitori, i vostri insegnanti e i vostri amici vi diano delle indicazioni, una forma alle vostre gambe, ma solo voi potete fare i vostri errori e capire la vostra strada. E quindi siamo cresciuti a scuola voi, ma anche noi, anche al lavoro, con le frasi non deludermi, qui non c'è spazio per gli errori, non si può sbagliare, no? Frasi che ti tolgono il fiato, che ti dicono, ti tolgono anche la voglia di provare a volte, no? Quando magari avete anche studiato, avete provato, avete fatto un laboratorio, qualcosa, o anche a scuola, allenamento, e ti dicono hai sbagliato, è un errore, che brutto. Cioè, sono tutte cose che ci bloccano, no? Che ci limitano, che non ci invitano a provare un'altra volta, quando invece voi magari state solo provando, avete deciso di mettervi in gioco, no? Sono magari ponti verso strade nuove e non muri. Se non sbagliamo non possiamo capire cosa ci piace, cosa fa per noi, cosa no,
e se non proviamo, se non provate, non possiamo scoprire la nostra strada. L'orientamento che magari avete fatto a scuola non è scegliere subito e giusto ora qua la strada perfetta, che se scelgo adesso, scusate, che se scelgo adesso poi sono fregato per sempre, ma l'orientamento è un accompagnamento, è imparare a muoversi, a leggere le proprie reazioni. Quindi vi dico questa novità, si può sbagliare, è normale e viva Dio, dovete sbagliare perché vi insegnerà e ci insegnerà anche a noi ogni giorno tante cose. Diventare adulti non è non fare errore, ma riuscire a dare significato agli errori, avere un porto sicuro dove tornare è fondamentale, che siano i genitori, che siano anche degli amici a volte, o i docenti, quindi saper di poter sbagliare e sapere che c'è qualcuno che a casa, a scuola, tra gli amici ci riapre le braccia e ci dice: qua è il tuo posto sicuro, qua possiamo confrontarci, possiamo parlarne. L'errore che facciamo tutti, appunto, può essere generativo per i figli e per i ragazzi se c'è appunto un porto sicuro dove poter tornare con la coda tra le gambe quando sbagliamo e sapendo di essere accolti nuovamente amati. Mentre l'errore si può accettare ed è generativo se il genitore può tornare ad accogliere il figlio che ha sbagliato e ammette l'errore e solo continuando ad amarlo. Questa frase si può trasportare anche con i docenti, cioè anche voi come studenti, ma anche i docenti stessi possono, se sapete che poi una volta che avete sbagliato che vi mettono un 4, un 3, un 2, ma poi vi accolgono e capiscono che voi avete fatto un percorso, che avete fatto una strada, che vi danno un'altra chance, che vi siete impegnati o che quella volta non vi siete impegnati perché avevate 1000 motivi, ecco, quello vi può dare il modo per continuare. Quindi per diventare bambini veri come Pinocchio non serve la perfezione, ma serve coraggio e il coraggio di sbagliare. Coraggio che può essere dato solo da un supporto della famiglia, da un supporto dei genitori, da un supporto di tutta la comunità educante. Potete andare, non siete, vi avevo usato, andate pure. Che altrimenti, senza aver paura appunto del giudizio degli adulti e delle figure educative. Se le nostre paure non vengono accolte e non vengono demonizzate, diventano paure che rimangono dentro di noi per sempre e condizioneranno le nostre scelte. Adesso ci sono anche dei genitori, ecco, ho parlato ai ragazzi fino adesso, mentre prima abbiamo appunto parlato di ragazzi che hanno bisogno di sbagliare, di adulti di riferimento che li supportino e che quando avranno poi la coda tra le gambe dovranno tornare da noi o da voi o dagli insegnanti, devono essere accolti. Così chiediamo noi come ENAIP Servizio di Orientamento, quando parliamo con le famiglie, di parlare delle paure, di curarle, di non farle diventare mostri incontenibili e subdoli. Lascio la parola a Nura. Buongiorno a tutti, faccio una piccola premessa perché si è aggiunto dopo, grazie. Noi siamo il servizio orientamento di ENAIP Veneto, io appunto sono Nura e abbiamo utilizzato lo strumento, diciamo, del monologo teatrale che ha portato il nostro Nene Lorenzetto, educatore, attore, scrittore teatrale, quindi quante cose si può essere insieme. Abbiamo affrontato il tema dell'errore utilizzando la storia di Pinocchio. Quindi che cosa ci ha raccontato Nene? Abbiamo parlato del tema del viaggio, del percorso, ci siamo soffermati sul termine errare nel suo duplice significato, vagare ma anche sbagliare. Quindi Pinocchio, colui che vaga, colui che sbaglia, perde la strada ma poi la ritrova. Quindi, orientarsi nella selva delle scelte. Allora, già qualcun altro ci ha parlato della selva, il signor Dante Alighieri parlava appunto di questo luogo, no? Questa parola selva ci evoca comunque un luogo non molto ospitale, oscuro, dove è difficile comunque trovare la strada. Quindi cosa può essere la selva? Il paese dei balocchi travestito da lucine colorate, cose molto interessanti, il gatto e la volpe, quindi quelle persone fuorvianti che non ci aiutano ma che catturano perché hanno magari delle idee
brillanti ma che nascondono un tranello. Vi porto però di contro un'altra immagine, l'immagine del bosco. Già la parola bosco a mio avviso evoca un'altra sensazione, quindi verde, pace, silenzio. Se avete fatto insomma una passeggiata nel bosco, spero anche recentemente, camminare, seguire il sentiero è piacevole, è abbastanza chiaro, non ci sentiamo in difficoltà. Vi voglio parlare quindi del bosco come una comunità interconnessa. Il bosco è formato da una popolazione molto varia di piante, di diverse tipologie, sono fortemente interconnesse tra di loro, quindi una comunità che sostiene e nutre l'individuo. Questo concetto però appunto ce lo porta bene il professor Stefano Mancuso, che è un neurobiologo e studia in modo molto approfondito la nazione delle piante, quindi come funziona questo sistema molto complesso, e ci racconta che il bosco ha un'organizzazione diffusa e decentralizzata, mentre nella nostra società tendiamo ad avere appunto una gerarchia piramidale, no? Il bosco manifesta questa attitudine verso la capacità di proteggere la vita, perché c'è attenzione per ogni singolo individuo. E come fa ad esserci questo aspetto? Perché, come vi dicevo prima, è un sistema fortemente interconnesso. Ogni albero comunica costantemente con ogni singolo elemento attraverso dei segnali chimici anche a chilometri di distanza, quindi anche l'albero che ci può sembrare più solo, sperduto, in realtà è compreso dentro questo contesto, e non appena da un singolo elemento viene rilevato un aspetto di pericolo o di allerta, viene immediatamente comunicato a tutti quanti, nessuno viene lasciato indietro. Quindi cosa caratterizza questa nazione delle piante secondo Mancuso? La comunicazione costante, la cooperazione e la sensibilità, perché appunto gli alberi sono esseri estremamente sensibili. Dunque, considerando che questa specie è su questo pianeta da molto tempo più di noi, Mancuso ci dice, beh, magari abbiamo qualcosa da imparare da loro, potremmo prendere ispirazione dalla loro vita. Quindi io vorrei portarvi il bosco come metafora della comunità educante, che si configura come una sorta di rete invisibile ma efficace, che non ha buchi, che sostiene i ragazzi, che nessuno viene lasciato indietro. E mi piace pensare ai ragazzi e alle ragazze come dei giovani alberi dal legno elastico, e quindi questo è un pregio perché si piega, ritorna come prima, si adatta. Però può capitare a volte che questo legno si pieghi troppo e non ha ancora la struttura di un albero adulto, e quindi si può spezzare, può essere fragile. Di contro però che cosa hanno gli alberi di bello? Che ci può sempre aiutare, si rigenerano, quindi insomma si spezza un ramo ma ne cresce un altro, magari anche più forte. Quindi comunità educante, una rete che accoglie e sostiene, dove il benessere di uno è il benessere di tutti. La comunità educante, soprattutto in questo periodo storico di grandi cambiamenti, prima abbiamo toccato anche il tema della solitudine, ha un grande valore all'interno della società, perché non tutti abbiamo magari una persona a cui fare riferimento, a cui chiedere quando abbiamo bisogno di un consiglio, di avere un supporto, un confronto anche. E quindi in questo la comunità educante riveste un ruolo fondamentale, perciò investire in questo è investire sui ragazzi e sul futuro. Come servizio orientamento di ENAIP noi cerchiamo di portare delle azioni concrete a supporto dei diversi attori che fanno parte di questa comunità, genitori, docenti, educatori, tutte le figure che ruotano attorno alla vita dei ragazzi, anche l'allenatore di calcio, di pallavolo. Organizziamo seminari,
su tematiche cardine del momento. L'orientamento è un argomento veramente molto molto ampio. Si parla di consapevolezza, di capacità di scelta, conoscere se stessi. Facciamo formazione per i docenti, quindi andiamo anche nelle scuole e organizziamo workshop esperienziali. Questo insomma sono momenti un po' più lunghi dedicati anche alla generazione di idee, insomma. Quindi, che cosa è importante? Avere strumenti, fornire strumenti per saper cogliere le necessità del contesto e affrontare le sfide in sinergia come un bosco che lavora in sinergia. Noi siamo abituati a vedere in questo caso gli alberi come esseri inermi, fermi, ma vi invito a cambiare prospettiva e a guardarli invece come esseri presenti. Sono lì, sono in ascolto, estremamente sensibili, e mi piace appunto questa analogia dell'albero come una figura di riferimento che spero insomma abbia ogni ragazzo, ogni ragazza, che nonostante tutto, nonostante gli sbagli come Pinocchio, sia lì presente ad accoglierlo quando ritorna sui suoi passi. Grazie mille per la vostra attenzione. Vi lasciamo i nostri contatti. Buon proseguimento.